Questa è proprio la puntata dei fuoriclasse. Ora andiamo un po' a scoprire come è andato il circuito dell'Alto Adriatico. Stiamo parlando di nuoto e ai nostri microfoni anche dei campioni del mondo. Sono Federico Del Pup di Team Veneto e Giulia Grasso di Padova Nuoto, i vincitori dell'edizione 2017 del circuito Alto Adriatico, rassegna di 12 gare di nuoto in acque libere promossa da Federnuoto del Veneto. Circa 2000 complessivamente i partecipanti alle gare del circuito, istituito nel 2008, per incentivare la pratica del nuoto in acque libere, una specialità poco diffusa nel nord Italia fino a pochi anni fa e che oggi invece vede il Veneto primeggiare non solo in Italia, ma anche a livello mondiale grazie al talento di Barbara Pozzobon, campionessa della Coppa del Mondo di Gran Fondo, e Matteo Furlan, vicecampione mondiale nella 25 km. Due campioni formatisi proprio nelle gare del circuito Alto Adriatico. Io ho proprio iniziato le prime gare in acque libere proprio in questo circuito quando era ancora agli albori. Secondo me è un buon punto di partenza per chi si cimenta nelle gare di nuoto in acque libere, perché dà la possibilità di gareggiare molto, dare spazio un po' a tutte le distanze. Sono delle gare in cui ci si diverte molto e si passano delle giornate alternative. E purtroppo quest'anno per impegni sportivi non sono riuscita a partecipare a tutto il percorso, a tutto il circuito, però sicuramente le gare che ho fatto mi sono divertita molto. Dalle acque salate del mare Adriatico a quelle dolci del lago di Caldonazzo e del fiume Po, i partecipanti del circuito hanno avuto modo di cimentarsi in gare di lunghezza compresa tra i 3 e i 10 km, svoltesi in 7 località di 4 regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lombardia. Un circuito che attraverso il nuoto promuove i valori dello sport e non solo. Sport, valori, quindi impegno, ma anche promozione di un territorio, di un nostro litorale così importante, quindi una bella sintonia fra la pubblica amministrazione, i sindaci, gli atleti, le associazioni, gli sponsor, il centro Piave, un connubio importante per dare giusta rilevanza a questo sport così impegnativo ma così appassionato. Sede delle premiazioni il centro Piave di San Donà di Piave, sponsor e fornitore della gara principale del circuito. La nuotiamo insieme di Caorle, quella che oggi è l'evento di nuoto in acque libere più partecipato d'Italia, grazie anche ad una speciale gara nella gara, ovvero il trofeo Alba Chiara, in cui atleti normodotati nuotano insieme ad atleti con disabilità. Un ulteriore elemento di ricchezza per il circuito Alto Adriatico che per la prossima stagione è pronto ad aggiungere una nuova tappa in calendario. Stiamo cercando di far sì che si inseriscano ulteriori manifestazioni, c'è la possibilità che entri a diventare gara ufficiale una manifestazione che esiste già da tanti anni come gara amatoriale, che è quella che si svolge a Venezia in memoria di Amedeo Chimisso, e quindi inserire una gara al Lido di Venezia la prossima stagione inserita nel circuito ufficiale.